Ok, dai, iniziamo il nostro incontro, lodiamo il Signore tutti insieme, quindi tutti in piedi, su, grazie. E lodiamo insieme il nostro Signore. La prima canzone è Benedetto il nome del Signore, la conosciamo anche la prossima, quindi entriamo nello spirito di questo studio, ok? Problemi tecnici? Vai, battiamo le mani ragazzi, dai su. glorioso nome di Gesù. Amen. La prossima canzone è un po' più lentina, come ho detto prima, Dio grande Dio, e vorrei riflettessimo tutti insieme mentre cantiamo questa canzone sulle parole della canzone, che molte volte magari potrebbero essere scontate, ma in realtà non lo sono molto importanti, e spero che possiate entrare nello spirito di questa canzone, che Dio possa parlare ai vostri cuori con questa canzone, attraverso questa lode, attraverso la lode che voi darete a Lui e con lo studio di questa sera, ok? Cantiamo. Forse no.
Cantiamo. Glorioso Re.
ringrazio per ogni persona qui presente, Padre, ti ringrazio per aver dato a noi gruppo di lode la possibilità di lodarti anche questa sera, Padre. Ti ringrazio anche da parte delle persone sedute, delle persone dall'altro lato, Signore, e anche se sinceramente non c'è una distinzione, ma la lode è tutta unica, Signore, è la tua Chiesa questa sera che ti sta lodando, Padre. Ti chiedo per ognuno di noi che veramente tu possa diventare il nostro tutto, il nostro nucleo al quale giriamo intorno, Padre, o forse meglio al quale camminiamo a fianco, il quale cammina a fianco a noi, il quale ci indica la via giusta, Padre. E ti chiedo anche che noi possiamo veramente usarti come arma nelle nostre lotte, Padre, che tu possa veramente far tremare il male, Signore, tutte le nostre prove che succederà nella vita di ognuno di noi, Padre, che possano tremare, Signore, alla tua presenza, Signore. Ti ringrazio per la vita di ognuno di noi questa sera, Signore. Benedici ogni persona grandemente, Padre. Amen. Potete sedervi. Prova. Buonasera a tutti, buonasera a chi è qui, a chi ci segue da casa. Io questa sera vorrei fare una piccola riflessione sul personaggio di cui parleremo in modo più approfondito dopo durante i nostri gruppi di discussione. E l'uomo di cui parliamo questa sera è Giuseppe, il famoso Giuseppe, figlio di Giacobbe, che ha reso possibile con la sua vita la sopravvivenza della sua famiglia e anche dell'intero paese di Egitto. E come ho detto, non voglio parlare in profondità della sua vita, della parte più famosa, più importante, quella su cui fanno i film, e quello lo lascio a dopo. Io voglio parlare di come Dio benedisse grandemente Giuseppe per la sua obbedienza e la sua sottomissione. In super sintesi, penso che sappiate tutti la storia di Giuseppe. Lui era un ragazzino viziato, probabilmente molto arrogante, ma ha avuto una vita con esperienze molto traumatiche. I suoi fratelli lo hanno imprigionato e venduto schiavo, i suoi fratelli di sangue, figli di suo padre. E lui si è fatto anni di schiavitù e di prigionia ed è andato in Egitto. Ma questo lo ha portato a vedere le cose come Dio le vede e come Dio voleva che lui le vedesse. E questo ha portato Giuseppe ad avere grandi, grandi benedizioni. Quindi vediamo velocemente come Dio benedisse Giuseppe, con l'aiuto anche dei versetti della storia di Giuseppe dietro di me. Dio benedisse ogni opera che Giuseppe faceva nella casa di Potifar e anche nella prigione, quando venne arrestato, rendendolo potente e dandogli il comando in entrambe le situazioni. Lui diventò l'uomo più importante della casa di Potifar e quando venne messo in prigione diventò così importante, così influente, che gli veniva affidata la gestione della prigione. Attraverso le sue interpretazioni dei sogni, che è la caratteristica più famosa di Giuseppe, lui poté interpretare i sogni del faraone. E il faraone, riconoscendo l'impronta di Dio in questi sogni, lo rese il secondo uomo più potente d'Egitto. E visto che l'Egitto era il paese più potente della zona e del mondo conosciuto, Dio fece in modo che Giuseppe fosse il secondo uomo più potente del mondo. Passando oltre, Dio gli diede inoltre la possibilità di riconciliarsi con i suoi fratelli, di fare pace, di chiudere una ferita che era aperta da quando era giovane, erano passati tanti anni, e di rivedere anche suo padre Giacobbe prima che Giacobbe morisse. Ed era una cosa grande, visto che poteva tranquillamente passare tutta la vita di Giuseppe senza che lui rivedesse più i fratelli e
senza che vedesse suo padre prima che morisse. E infine Giuseppe venne usato da Dio per salvare la sua famiglia. E lui, come dicono gli ultimi versetti di Genesi, lui poté vedere la nascita dei suoi nipoti, i figli dei suoi figli, e vedere la sua famiglia, il suo popolo prosperare e diventare più numeroso prima di morire. Quindi Dio lo ha benedetto in tutti questi grandi modi e la sua obbedienza e la sua umiltà, che aveva duramente imparato nella prigionia e nella schiavitù, lo hanno portato a essere innalzato sopra tutti quanti, sopra tutti i popoli. Ma io vi chiedo, è sempre così? L'obbedienza a Dio, quando noi obbediamo a Dio, quando io obbedisco a Dio, è come una moneta che mettiamo nella macchinetta delle merendine e in cambio prendiamo la benedizione di Dio? Dio funziona così? Possiamo pagare Dio con la nostra obbedienza e avere in cambio una vita prospera e bella? Vediamo due esempi nella Bibbia che rispondono a questa domanda. Due uomini che in cambio della loro obbedienza, loro obbedirono fino all'ultimo minuto e in cambio ebbero la morte. Non diventarono i secondi uomini più potenti d'Egitto, non diventarono ricchi, potenti, influenti, loro vennero uccisi per la loro obbedienza. Questi due uomini sono Stefano e Giacomo, entrambi uno degli apostoli e l'altro il secondo, e Stefano invece un vicario che era stato scelto nella Chiesa primitiva. Questi due uomini non morirono a causa della disciplina di Dio perché avevano disobbedito, morirono perché si rifiutarono di sottomettersi alle loro autorità terrene e continuavano a predicare la resurrezione di Cristo anche se veniva intimato loro di smettere di stare zitti. Dio non ci deve nulla, Dio non ha nessun dovere verso di noi. Se passiamo del tempo in preghiera, se riflettiamo sulla parola, obbediamo ai comandamenti che leggiamo nella Bibbia, se viviamo secondo l'esempio di Cristo, che è quello che Dio ci chiede, noi comunque non compriamo la grazia di Dio. Non è che possiamo dire, ma Signore, io ti ho servito, io ho predicato, io sono stato in proiezione nella lode, ti ho servito, sono stato cristiano per 70 anni, io merito questo, perché mi fai soffrire, perché mi permetti che io stia male, non abbia soldi? Dio non ci deve nulla in cambio del nostro servizio. I suoi doni, i doni che Lui ci dà, tutti i doni che ci dà, sono per la sua bontà, perché Lui è buono e ha grazia verso di noi e perché Lui possa portare avanti i Suoi piani. Giuseppe venne messo in quel ruolo, diventò così potente perché Dio voleva dare una terra sicura e fertile per il suo popolo. Giuseppe aveva quello scopo. Dio non gli diede tutto quel potere per la sua gloria personale, perché Giuseppe era buono, bravo e bello. Ricevette quel potere per farne un buon uso e aiutare il suo popolo. Dio permise anche che Stefano e Giacomo morissero perché sapeva che il loro esempio sarebbe stato una testimonianza fortissima e avrebbe portato molte persone alla salvezza. Come sappiamo, il martirio è una delle forme di testimonianza più potenti e tutte le persone che hanno sofferto e che soffrono nel nome di Cristo, in giro per tutto il mondo, a noi va bene qui in Italia, ma ci sono paesi in cui si viene giustiziati per avere una Bibbia, per predicare, e queste persone è previsto dalla volontà di Dio che muoiano così e hanno un loro scopo nei piani di Dio. Essere cristiani quindi non significa avere una vita facile, non significa avere una vita piena di ricchezze materiali. Qua dentro penso che tutti conosciamo cristiani fedeli che sono grandi testimoni, coerenti, ma che però soffrono gravi malattie, hanno problemi finanziari, hanno rapporti problematici e hanno 1000 problemi di qualunque genere, nonostante siano i più grandi cristiani che conosciamo. Questo non significa che Dio non ama quelle persone. Il mio dolore non significa che Dio non mi ama. Dio ha i suoi piani e il nostro dovere è fidarci di Lui e seguire il piano che Lui ha in mente per noi. Giuseppe, Stefano e Giacomo hanno fatto questo, hanno seguito fino in fondo il piano che Dio aveva in mente per loro, nonostante la prigionia per Giuseppe e nonostante la persecuzione per Stefano e Giacomo. Forse noi non avremo la vita agiata e prestigiosa che Giuseppe ha avuto quando era il secondo in comando dell'Egitto,
perché dopo tutto non penso che qualcuno di noi potrà essere mai potente come lui era potente a quell'epoca, ma allo stesso modo forse non avremo le profonde ferite che lui ha ricevuto, non verremo traditi dai nostri fratelli, venduti schiavi, messi in prigione e dimenticati lì per anni. Noi però possiamo sapere che dobbiamo affidarci a Dio, noi possiamo e dobbiamo affidarci a Dio, diventare strumenti della sua grazia e portare avanti il suo piano e la sua volontà, come hanno fatto loro. Preghiamo. Grazie Signore per questa serata, grazie Padre per tutte le persone che sono qui, per le persone che seguono da distante e grazie Padre anche per le persone che non sono riuscite a venire. Ti prego Signore che questa sera Giuseppe possa essere il nostro mentore, che noi possiamo nei nostri gruppi camminare a fianco a lui e imparare quello che tu ci vuoi dire attraverso la sua vita. Ti prego Signore che nei gruppi che faremo ci sia uno scambio aperto, sincero, senza nessuna paura di essere giudicati, che non ci siano giudizi, ma che ci sia comprensione e amore fraterno. Te lo chiedo Signore nel nome di Gesù. Amen. Credo che adesso ci possiamo dividere in gruppi. Saluto quelli che ci stanno seguendo da casa e invito tutte le persone a dirigersi verso dove si faranno gli studi e a seguire la persona che li guiderà.